È stata uccisa con decine di coltellate al collo e al torace Elisabetta Molaro, 40 anni, vittima dell'ennesimo femminicidio. A infierire più volte sulla donna la scorsa notte nella loro villetta di Codroipo, in provincia di Udine, è stato il marito Paolo Castellani, 44 anni, mentre nella stanza accanto dormivano le due figlie della coppia di 5 e 8 anni. L'uomo nel pomeriggio ha confessato l'omicidio. Secondo quanto riferito dalla Procura di Udine, che in una nota ha ricostruito i particolari della tragedia, la coppia attraversava un momento difficile, si stava separando e l'uomo non accettava la situazione. Ieri sera Elisabetta, agente assicurativo in un ufficio di Codroipo, era uscita con un'amica, rientrando tardi. Ne è scaturita una discussione al culmine della quale l'uomo, commesso in un negozio di Udine, ha afferrato il coltello colpendo la moglie più volte. Poi Paolo Castellani è scappato in auto nella campagna circostante, pare dopo aver fatto una segnalazione al 112, ed è stato rintracciato alcune ore più tardi dai carabinieri a distanza di 4 km da casa nei pressi del fiume Stella, seminudo e in stato confusionale. Alle mani presentava lievi lesioni. Portato prima in ospedale e poi in caserma alla presenza dell'avvocato difensore, l'uomo è stato sottoposto a interrogatorio e ha ammesso la propria responsabilità, ricostruendo in maniera dettagliata i momenti precedenti e quelli successivi al delitto. Sempre nel fiume Stella i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato l'arma del delitto, un coltello con una lama lunga 27 centimetri. Al termine delle formalità di rito, Castellani è stato chiuso nel carcere di Belluno. Nei prossimi giorni la Procura della Repubblica di Udine avvierà l'iter per la richiesta di convalida del provvedimento restrittivo. Dalle prime testimonianze sembra che le due bambine non abbiano assistito all'omicidio della mamma e che siano state svegliate dall'arrivo dei soccorritori, che dopo la segnalazione ricevuta hanno trovato il cadavere della donna in casa. Ora sono affidate alle cure dei nonni.